Fenice, un saluto alla Giordanella Etna, dice la sorpresa più bella in assoluto quando mio marito, all'epoca fidanzato per il mio onomastico, mi portò all'aeroporto con la scusa di andare a prendere la cugina e invece mi portò a Parigi. Ti immagini la scena, no? Aspetta che me la devo immaginare. Sei pronto? Ce l'abbiamo? Aspetta. Ci Questo sei? mi piace. Che? A Parigi, vanno a Parigi. Ma questo quando arrivano a Parigi? Prima a battere, no? Leva sta musica, ma che piglia iniziative? Ma che piglia iniziativa, piglia? Leva sta cosa, gli stacca. Anzi, ancora peggio. Partiamo da prima ancora. Sei pronto? Ok, dalle origini. Sei pronto? Vai. Allora, lui torna a casa, va bene? Lui torna a casa. Amore, è tornato? Sì, e sento fa una cosa, e non sai te ne vesti, la prima cangagli e cammina con mia. Ma amore, ma dove dobbiamo andare? Scusami. È una situazione che non la posso spiegare. C'è, in pratica, arrivano vicino a me e la mi chiede pigliare. Ma dove? Alla stazione? No, Ai Pullman? Teresa no. E dove allora? A Potto? Oh, all'aeroporto arriva con l'apparecchio. All'aeroporto? Ma non mi hai mai parlato di una cugina che viveva fuori? Al massimo mi ricordo di una cugina di Barrafranca, ma non è che c'è il volo Barrafranca-Catania? No, c'è una cucina che sta a coso, a Scolipisceno. Non mi devo andare da quale aeroporto per te perché non saccio. O è Ascoli o è Pisceno. Non saccio, non mi devo andare. Comunque, se come arriva ed è a piedi, la dobbiamo andare a prendere. Che fa? Mi fai compagnia, amore? Oh, bene, allora che fa? Mi instai una veste? Tanto non devo scendere manco della macchina, vero? No, non ti preoccupare, cammina con mia. E giustamente si avviano, no? Si avviano, cambia musica. Cioè. In macchina. Amore, ma questa tua cugina che tipo è? È una ragazza molto, molto bellissima. Ma scusa, ma da dove ti viene cugina? Non so, mi pare che è figlia di un frate, di un vicino da Mazzi, di un vicino me. Ah, ma amore, ma allora non ti viene niente? No, però noi siamo molto legati. E comunque stiamo arrivando ormai, ora poi la conosci. Finalmente arrivano all'aeroporto Cetti e suo marito e che succede? Che succede? Eccola qua. Amore, tutto questo l'ho organizzato per te. In realtà non c'è una cugina che arriva di Ascoli e manco di Piceno. C'è una sorpresa per te. Oggi che giorno è? Ma te deve pare? Allora si indombra. Dico che giorno è oggi? Ah, oggi è l'8 di dicembre, l'Immacolata. Bravo. E quindi il tuo onomastico, Cettina, ero indeciso se regalarti un pistolo per lo step oppure se portarti con me nella città più bella del mondo, a Parigi. Amore, ma allora portami nella città più bella del mondo e quando torniamo mi regali anche il pistolo per lo step, così a Parigi. Hai capito? Vabbè, intanto sono degli sproloqui che ogni tanto ci vengono. Questa è Alla Catalla in diretta su Radio Fantastica e a questo punto è meglio che metti la prossima canzone, va.